presenti 609, votanti 606, astenuti 3, maggioranza 304. Hanno votato sì 343, hanno votato no 263, la Camera approva. Alla fine il voto arriva e i 343 sì sanciscono il via libera della Camera al Conte bis in attesa del voto in Senato oggi. Ma il giorno della fiducia non è solo il giorno del programma del nuovo governo, è anche il momento dello scontro aperto. Bagarre dentro e fuori Montecitorio. Il Premier attacca direttamente Salvini e il suo linguaggio lo taccia di irresponsabilità e la miccia accende il fuoco. Il fatto di pensare che una singola forza politica o addirittura il suo leader possa decidere ogni anno a suo piacimento e a suo arbitrio di poter portare il Paese alle elezioni è responsabile. Deputato Lollobrigida, richiamo all'ordine. Deputata Paita! Deputata Paita! 5 Stelle e PD fanno quadrato attorno al Premier. Se questo governo saprà lavorare seriamente in silenzio, avrà tutto l'appoggio, la fiducia, il sostegno, il sacrificio di tanti italiani e dei democratici italiani. E il fatto che siamo qui a portare avanti con responsabilità il Paese, facendolo uscire da questa crisi assurda, dimostra che noi siamo altra politica rispetto a quella che per anni abbiamo visto. Ma fuori dentro la contestazione non si ferma. Possono scappare dal voto per qualche mese, ma non possono scappare dal voto all'infinito. Forse i dittatori sono quelli chiusi dentro il palazzo che si vergognano a uscire per strada. Repubblica parlamentare non significa mi frego i voti dei cittadini raccontando un sacco di bugie e poi per 5 anni ci faccio quello che mi pare, possibilmente il contrario di quello che ho dichiarato ai cittadini che ci avrei fatto. Non so dove l'abbiate letto questo articolo della Costituzione, ma non esiste! Il solco è tracciato anche perché Salvini guarda già i prossimi appuntamenti elettorali, le regionali, pure il Veneto alle urne. Alleanza suggellata ieri con Fratelli d'Italia e apertura ad altre forze di centrodestra. Vediamo come reagiranno gli italiani a cui è stato sottratto sicuramente un diritto come quello di votare, però vediamo cosa faranno questi ministri. Sì, certo, una maggioranza in Parlamento che non è maggioranza nel Paese. Se sono a posto con la loro coscienza, buon per loro, io con la mia sono tranquillissimo.